Intanto al fevelave così, une femmine de folle, e alzà la voce dicendo: fortunato il grim che ti ha portato e il pet che ti ha dato di tette. Ma Gesù al disè: poi fortunas i mo che ascoltin la parola di Dio e le mettin in pratica. Intanto che la si stringeva attorno di Gesù, lui al taccadì. Queste giarnasie e proprio une giarnasie triste. E pretint un spieli, ma l'unico spieli che vi era dato sarà compagno di quel di Gione. Difatti, come che Gione è stato un spieli per di Ninive, così anche il fidalom sarà un spieli per gli oms di voi. Le regine dal mesdì si llevara su, te di dal giudizi, quintri di queste giarnasie, a condannare queste int. Difatti, ieri è venuto di bot dai confini del mondo per ascoltare le sapienze di Salomone. E pur colì, denandi vuatris, andi un calè più grande di Salomone. Gli oms di Ninive e llevaran su, te di dai giudizi, a condannare queste int. Difatti loro si sono convertiti quando ora predicato Gione. E pur colì, denandi vuatris, andi un calè più grande di Gione. Nessuno non impie il lampione per metterlo un luc platato sotto dal miezut, ma per metterlo sul candelier, in modo che urfasi luz a di che entrino in chiesa. Il lampione dal tuo quarto ha il tuo voli. Se il tuo voli è buon, anche il tuo quarto ha in te luz. Se invece è malato, anche il tuo quarto è al scuro. Perché ti ha ben che la luce dentro di te non sia di scuro. Se dunque il tuo quarto è in plena luce, senza nessuna parte a scuro, sarà tutto lusoroso, come quando un lampione ti fa luce, col suo splendore. Finì di fevelà, un fariseo lo invidia a gustare. Lui allè e si mette a tavole. Che il fariseo arrestà, che non si fosse lavato prima dal gustare. Ma il Signore disè: Vuatris fariseos si preoccupais di netà la coppa e il plat par di fur, con la qual che dentri vie o si schiamas di robaris e di tristeris. In cence sentiment, Dio non ha al creat l'om di fur e anche di dentri. Dai piuttosto di carità, c'è che le dentri, e allora anche per vuatris dotta al saramont. Puas mai vualtris fariseos copaiais la decime de mente de rude di tutti gli siarbis, ma po trascurais la giustizie e l'amor di Dio. Questis e son les robis di fa, cince trascurachis atris. Puas mai vualtris fariseos, cotignis al prim pueste sinagogis e al salutes placis. Puas mai vualtris, così come i sepulcris che non si viodin e la entur passe parzore, cince n'acquargisi. Allora, un dottor de lec gli disse a Gesù: Mestri, fevelan così, tu non s'offindis, anche no. Gesù gli rispondè: Puas mai anche vualtris dottors de lec, co chiamai si oms di pes che non rivin nanche a portaio culla cal che vuatris non iutotiais contundet. Puas mai vualtris, co fases su i sepulcris dei profetis, dopo che i vostri paris iuan copas. Fasin così o mostrais di dar ragione ai vostri paris in ciò che han fatto. Lor iuan copas, e vualtris ur fases su i monuments. Perché la sapienza di Dio ha detto: ur manderai profeti e appuestui, ma loro iu coparan e iu perseguitaran. Perché la di queste int i sarà domandat con dal sang di tutti i profetis,
dall'inizio dal monte in ca, dal sang di Abel, finta a quel di Zaccarie, che lo ha assassinato fra l'altare e il santuario. Sì, usal torni a di due chest di lis, i sarà domandat cont a di cheste int. Puas mai vualtris, dottors de legge, covestirà de vie la clave de scienze. Vualtris no si entras, e no ves lasciati entrare che volevin entrare. Dopo saltat fur di che chiase, i dottori de legge e i fariseos e scominciarono a trattarlo con asse e a farlo fevelà su ogni sorta di questione. Così tindevi in dome palissis per farlo colà in qualche ragionamento.